Il Carnevale di Ottana affonda le sue radici in tempi antichissimi e perpetua una tradizione mai interrotta, mettendo in risalto il passato e l'identità culturale della comunità, che ha le sue origini nel mondo agropastorale. All'imbrunire della vigilia di Sant'Antonio Abate, che cade il 16 gennaio, dopo la benedizione del fuoco, fanno la cosiddetta primessia, cioè la prima apparizione dell'anno, le tradizionali maschere del paese, chiamate genericamente merdules, e davanti al grande falò, Sogulone, dopo i riti religiosi, sos merdules danno l'avvio ai preparativi carnevaleschi. I riti carnevaleschi si protraggono con San Sebastiano il 20 gennaio e la Candelora il 2 febbraio, ripetendosi ogni sabato e domenica fino ai 3 giorni di carnevale. Questa è una ricorrenza molto amata e attesa da tutti gli ottanesi. È un importante momento di aggregazione carico di suggestioni e significati antichi. Questo di chiesa, questo è un piatto sacro. Questo veniva usato in chiesa per deporre i chiodi e la corona del Cristo, per il scravamento. E poi veniva usato dalla sagrestana per la raccolta degli spiccioli delle offerte. Delle offerte. E quindi questo rumore che produce, questo suono, anzi scusa, che produce. E poi il prete lo dava alla popolazione per un ricordo per suonare il ballo sacro, perché non c'era l'organetto, non esisteva l'organetto. È in questa occasione che il sacerdote consegna safuente, un piatto di rame lavorato a sbalzo con motivi decorativi e una scritta in caratteri alemanni, si presuppone di origine celtica, utilizzato anche durante i riti della Settimana Santa, per la lavanda dei piedi e riporre i chiodi che vengono tolti al Cristo il Venerdì Santo durante la cerimonia del scravamento, la deposizione della croce. Il piatto diventa uno strumento musicale che, percosso verticalmente con una grossa chiave, dà il ritmo al ballo tipico di Ottana, l'antico ballo de Safuente. Il Carnevale di Ottana affonda le proprie radici nella cultura rurale, di cui mette in scena i momenti più importanti. Ha mantenuto una sua particolare originalità rispetto agli altri carnevali barbaricini, ed inoltre non ha subito sostanziali mutazioni nel corso degli anni, probabilmente a causa dell'isolamento in cui è vissuto il paese per lungo tempo. La semplice rappresentazione della vita quotidiana è alla base di questo carnevale, che si intreccia con riti antichissimi, dei quali, secondo gli antropologi, mantiene alcune tracce. Tra questi riti, in particolare, si fa riferimento a un rito apotropaico tipico delle antiche civiltà del Mediterraneo, in onore del dio Dioniso, che ogni anno rinasce a primavera risvegliando la terra e la vegetazione. Questo è il stesso ballo che viene suonato con l'organo. Grazie, bravissimo. E poi ci sono Le caratteristiche del carnevale ottanese, però, conducono piuttosto al cosiddetto culto del bove, praticato sin dal Neolitico in tutte le società agropastorali del Mediterraneo antico, dove il toro era simbolo di forza, vitalità e fertilità. Anche questo rito avrebbe funzione apotropaica e si praticava per proteggersi dagli spiriti maligni e per propiziare la fertilità degli armenti.
Se l'uomo, soggiogando e adorando Suboe, corre il rischio di divenire simile all'animale, il carnevale, mettendo in scena ironicamente l'avvenuta trasformazione, tende ad esorcizzare il rischio che questa diventi realtà nel quotidiano. Questo è l'abito del borghese. Ah! Questa è la restrizione, quindi fra un po' ok, allora ci stiamo. che vedo da borsa. Andrea, dove è Massimo? Come sta? Bene. Vediamo una, dai. È andata bene, permesso. Non si può mettere però, vi lo tenete in mano. Volendo oggi descrivere più che interpretare il carnevale e le sue maschere tradizionali, si può dire che in occasione delle manifestazioni carnevalesche vengono riproposte scene della vita quotidiana del mondo contadino. Le maschere descrivono, attraverso spontanee interpretazioni estemporanee, che si sviluppano in una sorta di canovaccio, personaggi, ruoli, le innumerevoli situazioni della vita dei campi, quali la rattura, la semina, il raccolto, nonché la cura, la domatura, la malattia e la morte degli animali. C'è un modo strano di legare. Il carnevale costituisce una delle ricorrenze più attese dalla popolazione ortanese, che da sempre vi partecipa in maniera spontanea e si identifica nella ricchezza culturale e nel profondo senso di appartenenza alla propria cultura. La caratteristica principale del carnevale è data dalle particolari maschere esos merdules, che rappresentano genericamente, con questo unico termine, le maschere de sos boes e di altri animali quali orcos, molentes, crapolos. Nelle maschere dei merdules sono evidenti le tracce degli antichi culti del Mediterraneo arcaico, in cui risulta radicato il culto della fertilità. Col nome merdules si indicano in genere tutte le maschere ottanesi. Il merdule, vero e proprio, porta la maschera umana. Il nome è solo un'ipotesi, si presuppone che abbia origine nuragica. Mere, uguale padrone, e ule, uguale bue, quindi padrone del bue. Esiste anche una figura femminile, Safilonzana, che rappresenta una donna triste che fila la lana col fuso. La Filonzana un tempo usciva solo il martedì, l'ultimo giorno del carnevale.
teneva in mano una rocca da cui pendevano dei fili di lana e portava sul viso una maschera simile a quella dei Mirdules. L'abbigliamento è quello di una vecchia vedova, gonna e scialle nero, un cuscino legato sulla schiena, poi a creare una protuberanza a mo' di gobba. Questo personaggio racchiude in sé una ricca simbologia e sono numerose le credenze popolari riguardanti i tessitori e le filatrici. La filonzana, infatti, cammina tra la folla ed alcune volte minaccia di tagliare il filo della vita in segno di malaugurio. Un altro strumento musicale è sorriu, un cilindro di sughero con la parte superiore ricoperta da un pezzo di pelle di animale dal quale pende una correggia che, intrisa di pece e fatta scorrere all'interno con la mano, produce un suono rocco e prolungato che spaventa le bestie e disarciona i cavalieri. Ferro dove ce l'hai io? Mario Monti, ma guarda, vale. Questa è dedicata a lui. È dedicata a Mario Monti. Gruppo nuovo, razza nuova. Sia i Boes che i Mirdules vestono pelli di pecora integre di vello e portano in viso maschere di legno fatte di pero selvatico dette carrazzas. Cara in sardo significa viso. I Boes portano sulla spalla un fietto grappolo di campanacci, dette sassonazzas, o su erru. I Mirdules, a differenza dei Boes, non portano campanacci. Quant'è che pesano? È abbastanza. Siamo a 30 kg. 30? Insomma che di più. Più di 40 si Sos Boes portano la maschera taurina, che presenta decori e ornamenti realizzati con lo scalpello e il coltello. La figura del toro, antica divinità punico-nuragica, simbolo di forza vitale, è sempre presente nella civiltà dell'intero bacino del Mediterraneo. Su Boe rappresenta l'animale che si ribella al padrone. Inizialmente il suo passo cadenzato dà un particolare ritmo ai campanacci, ma poi crea scompiglio tra la gente e si scaglia contro il Merdule, suo padrone e domatore, che con il bastone, Sumatsuku, o una frusta di cuoio, Sasoka, cerca di riportare l'ordine. I Mirdules rappresentano l'uomo, indossano pelli di pecora bianca o nera, sul
capo un fazzoletto scuro, moccadore, sul volto una maschera lignea antropomorfa, con tratti umani, alcune volte grotteschi, bocche ghignanti, con in mano un bastone di legno mazzucco, una fune di cuoio, soca, e una sacca di cuoio, taschedda. Vai, amore. Di qua dentro. Aspetta, faccio il minimo, che farà molto adesso. Ah, giusta! Giusta! Ti collegio la prossima volta ti mettiamo. Così usciamo a carnevale tranquillo. Capito? Un altro aspetto significativo della tradizione del carnevale è costituito da alcune specialità alimentari tipiche, quali sas gazzas, sas saladas, che è un dolce di formaggio filante ricoperto di pasta, fritto nell'olio bollente e servito con il miele o anche con lo zucchero. Sabasta violada, dolce di pasta lavorata con lo strutto, fritta nell'olio bollente.
Salsas orillettas, dolce di pasta sottilissima tagliata a striscioline, fritto nell'olio bollente e condito col miele. Volamo in piazza, ma con la resinde. Andrea, non stai così, teniamo un discorso in sospeso che non sa. Aiuto, non ti chiedo, sarà stasera sta, aiuto. Ha tutto il basta, a parte la sua C'è Fabrizio. C'è Fabrizio. Thank you.